ed è tutto pronto per la finale del torneo regionale Endas 2025. Siete in compagnia di Antonio Di Biase e Marco Di Matteo, che vi faranno la compagnia per questa finale emozionante, trepidante. Sì, effettivamente sì, sospirata. Ci sono due compagini di grande intensità agonistica, di grande espressività tecnica. Abbiamo l'impresa edile Gavagnin di Venezia Pellestrina e l'altra compagine è il Real San Piero, società vicentina. Buon divertimento. Ok ragazzi, ho fatto recuperare un po' di fiato ovviamente ai sfidanti che hanno appena terminato. Palla al centro, Marco. Tutto pronto. Si parte, buona visione ai nostri telespettatori. L'impresa edile Gavagnin ha appena terminato i propri sforzi in semifinale e dovrà gestire molto bene le risorse che a questo punto sono ridotte al lumicino. Dovrà gestirle bene di fronte a una squadra molto quadrata. Avete visto nella semifinale quanta capacità di cambiare in corsa, cambiare pelle strada facendo, e quindi è una finale sicuramente interessantissima anche per il profilo tattico diverso delle due compagini. Dai, questa è partita già sprint, no Marco? Sì. È vero che hanno finito da poco i ragazzi dell'impresa Intorno Bianca, ma anche è vero che i Black hanno avuto un po' di più di riposo, però hanno una tensione il doppio della partita, perché i rigori sono durati un'eternità in piede, lì tensione, quindi non è proprio. Vediamo la tenuta fisica del secondo tempo. Qui c'è la sfida degli elementi, terra e mare. Sì. Fra gli isolani. Sì, è vero. Scontro fortuito, però deve fermare. Sì, scontro fortuito deve fermare. Pizzicato forse un po' il labbro. Scontro fortuito tra i due giocatori. Palla 2, fermata per mettere in sicurezza i giocatori e con molto fair play il San Piero gira la palla via ai propri avversari.
frattempo una punizione ai 10 metri per l'impresa Egge di Gavagnin. Vediamo che soluzione cercano. Questo è interessante, vero Marco? Hanno scelto di caricare tantissimo il centro porta, che questo credo obbligherà la squadra a scaricare il pallone per evitare, ma non è detto. No, sì, è evidente. Gran gol questo. Sì. Quando da questa distanza si mette una barriera così folta, il rischio è di lasciare aperte i corridoi. È vero che ha calciato da posizione defilata, ma ha trovato domanda una parata. tecnica, Marco. Se è ovvio che tu hai messo la barriera centrale, il portiere si è spostato, diciamo, a mezza strada, no? E nel momento che fai lo scarico il portiere dovrebbe ritornare penalmente sui propri passi e riconquistare il centro della porta? Punto di domanda? Ti rispondo subito. Di solito una barriera così folta non viene strutturata da quella distanza, perché anche la conclusione diretta da 10 metri insomma è improbabile una realizzazione. Sì. Però nel momento in cui hai deciso per tua sicurezza di sviluppare tanta struttura di barriera, devi anche preventivare un movimento rapido di recupero a porta, quindi il portiere che deve essere molto libero di potersi muovere. Deve essere libero di potersi muovere e quindi favorire molto la copertura della porta, ma molta abilità sullo scarico palla di interagire. Sì, come un po' come prima, adesso i ragazzi in casacca bianca sono passati in vantaggio. Sarà dura perché comunque hanno dimostrato di sapersi difendere anche molto bene, anche se hanno giocato molte partite, hanno ancora una certa brillantezza muscolare. So se noti che tu questo... Sì, è vero. Questo vantaggio loro gli favorisce in caso di calo. È ovvio che il secondo tempo perché i ragazzi casacca bianca hanno fatto il secondo tempo nella semifinale precedente abbastanza. Sì, in realtà adesso ci dovranno far vedere qualcosa il Real San Piero, perché fino a questo momento sono molto attendista, un po' come abbiamo visto in semifinale, giocano un po' a limitare i rischi, quindi dovranno un po' esporsi, mentre con qualche soluzione che hanno, e comunque abbiamo detto fin da prima che hanno diverse soluzioni nel loro bagaglio, però esponendosi evidentemente a un contropiede molto pericoloso, e come al solito Ardit anche ora conquista una punizione importante che permette di rifiatare i propri compagni. Grande, un po' passaggio, però ci ha provato, ma il rischio era che perdessero un uomo in fase di copertura, perché la palla è arrivata al centro morbida, senza grosse... Effettivamente forse non ne ha approfittato, perché attenzione che Lotto se ne va, grande servizio. Dai, sì. Il movimento, diciamo che quest'ultima azione hanno un po' confermato il vantaggio. Ma è una squadra che è molto dedita al sacrificio, è una squadra che supporta molto anche la fase d'attacco, non è una squadra che difende bene solamente, è una squadra che si muove in maniera armonica. Sì, si sacrifica uno per l'altro, vedi il 9 va a aiutare i compagni, sì, hanno uno spirito di squadra. È una squadra che lavora praticamente di piena solidarietà. Sì, ti confermo, perché vedere comunque il centravanti dare una mano, passare per lui, è una cosa normale, perché tutti devono fare lo stesso ruolo, però il modo in cui lo fa lui, sì, infatti, nelle altre squadre non l'ho visto. E anche con grande qualità, e attenzione, adesso stanno legittimando il vantaggio, Marco, vero? È vero. Però credo che
il Real San Piero ha delle grandi qualità per rimettere in piedi questa gara. Sicuramente in questo momento ha subito i gol e dal punto di vista psicologico è un po' debilitato, ma sono certo che delle soluzioni d'attacco. Sì, il mister secondo tempo certo fare dei correttivi anche a livello di situazione dell'1 contro 1. Ci sono dei momenti in questo sport che è più conveniente stagnare che rischiare. Sì, in alcuni momenti te ne botta. Di rimanere in partita, evitare di subire il secondo e aspettare che poi il vento cambi, no? Questo è uno sport dove il vento spesso cambia direzione all'interno della stessa partita, anche agli stessi tempi anche, no? Ricordiamo che anche loro sanno molto bene il portiere in movimento. Sì. Quindi un'arma che loro se lo conservano, certo. E che gli ha portato con grande vantaggio la partita della semifinale. Certo. Ma come ti dicevo, in questo momento l'importante secondo il mio parere è che non subiscono un'altra rete e rimanere in gara fino alla fine. E ho notato una cosa rispetto alle altre squadre. I ragazzi di tuta bianca quando fanno il lancio molto riftato, molto dolce, arriva sempre sui piedi dei propri compagni. Diciamo che quel lancio è una finesse nel senso che bisogna avere grande controllo podalico e lo fanno con molta naturalezza, sembra tutto molto semplice, in realtà richiede una grande sensibilità. No? Sono pochissime squadre che lo fanno. Diciamo che c'è grande sensibilità e la palla ha sempre la giusta velocità, pur essendo una palla lenta non è così prevedibile, ma soprattutto è precisa. Sì, una direzione giusta. Anche la partita precedente, i gol che hanno segnato, no? Qua si è speso bene tra virgolette il fallo perché qua ci stava il giallo probabilmente, no? Sì. Ci stava il giallo. Ho sentito l'arbitro di appesantire la situazione in questa finale, no? Spesso gli arbitri sono un po' guardinghi in queste partite nell'estrarre i cartellini. Qui il portiere abbandona la porta. Sfrutta un po' male in realtà non è molto conveniente abbandonare la porta. No, certo. Quando si hanno gli avversari. Attenzione 9 in movimento. Qui si porta a casa una buonissima idea, porta a casa una buona punizione che gli permette di traghettare fino a fine primo tempo, rifiatare e mettere in condizioni di sudditanza. C'era quella che dico nel gergo, l'occasione da gol, quindi non chiaro ovviamente, però un'azione pericolosa e quindi gli permette, come dicevamo prima, di stagnare il risultato, avere l'ultima chance di essere offensivi ed è la miglior condizione auspicabile in questo momento del match. Certamente. Cogliamo l'occasione per ringraziare Andrea, il nostro cameraman, che sta facendo un lavoro egregio, ci permette di poter osservare sia nel monitor e dal vivo la partita con dei meravigliosi replay. Assolutamente sì, grande Andrea, il silenzioso Andrea ovviamente. Fino al primo tempo ragazzi, ci sentiamo fra alcuni secondi per il secondo tempo. Arriviamo subito.
ed eccoci collegati con il secondo tempo della finalissima. Subito ci prova, ecco, attenzione 9. Con grande piglio, con grande piglio. Hai visto con quanta velocità hanno recuperato lo squilibrio difensivo? Assolutamente, fantastico, perché tutti vanno come una fisarmonica. Sì. 2-3 in attacco, 2-3 in ritorno. Ma una volta persa palla raccordano, rientrano velocemente, danno densità nelle zone nevralgiche, veramente bravi, una bellissima sorpresa impresa Edile Gavagnin. Sì, bellissima, e anche mi piace anche lo spirito di corpo, insomma. Tutte le squadre, ovviamente le squadre meritano questa finale, tutte e 4 in realtà erano di altissimo livello. Sì, siamo essere sinceri. Però questa impresa Gavagnin è effettivamente una bella sorpresa. Sì. Molto equilibrata. Sì. Però la vedremo protagonista. È ancora lunga. Ecco noi 9 manovra, che è proprio domestica la palla in maniera fantastica. È in fascia, ok, perfetto. Le liste. Tempo un tiro dai 20 metri scoccato con una buona rapidità di esecuzione, sta diventando un macigno per la difesa e per il portiere dell'industria impresa Gavagnin. Momento di poca lucidità di entrambe le squadre, stanno un po' giocando con poca precisione. L'agonismo ha preso sopravvento in questo secondo tempo. È ovvio che anche il Real San Piero deve forzare, altrimenti il tempo scorre. Sono passati 3 minuti, ok, ne mancano ancora 9, però deve forzare, ma l'impresa Gavagnin non molla, continua ad avere un atteggiamento molto propositivo e una difesa alta. Se tu vedi giocano nella metà campo avversaria, chiudono quasi sfidandoli ad attaccarli, no? Questo è un sinonimo di una certa sicurezza, anche di una certa preparazione atletica, ma anche sicurezza proprio, vedi? Il 5 è micidiale, veramente micidiale. Il numero 5 Vianello Thomas chiude tutti gli spiragli. Sì, e poi difendono, guarda, dietro la palla adesso, no? Prima spingere praticamente, ad alzare praticamente la squadra, ora a raccordare, ora a raddoppiare. Grande lavoro sta facendo in questo momento anche Gavagnin Jeremy, vedi ecco qua che tiene palla, combatte, quindi dà una mano, fa su e giù, dà una mano a 9, sta dando una mano in copertura. Jeremy sta facendo anche in questo secondo tempo di quantità, sta facendo un lavoro oscuro, esatto. E però paga perché spianca. Ecco. Allora è il 16 che recupera in grande forza. Boschetto ha salvato una situazione un po' precaria in quelle condizioni. Qui 9 Ardit guadagna in maniera sontuosa questo calcio d'angolo. Ok, Gris Andrea sta verso l'esterno per intercettare il passaggio, ma non serve a niente. Attenzione, vabbè. Questa è una palla che era molto bassa, invece deve essere più alta perché l'arco gamba doveva sfruttare appieno il suo dinamismo, no? Però
è una soluzione che si vede spesso. Boschetto va in profondità, viene servito, ovviamente c'è sempre l'onnipresente Vianello Thomas, il numero 5 dei Blancos, Sì. che chiude il passaggio. Entra l'otto in questo momento, l'otto dei bianchi, chiude in Giacomo. Devo dire che Thomas Vianello ha disputato una grandissima semifinale, una grandissima finale. Sì, quello che... Tanti equilibri e anche molta serenità, anche, non si fa mai per Ma è 9 micidiale, 9 non molla un centimetro, Ardit combatte tutte le palle, sente questo titolo vicino, attenzione perché è molto interessante questa. Il 5 Raccarno Alberto, credo che quella palla ciccata sarà sognata domani mattina. Questo è il momento topico, esce un punto di riferimento che è appunto Vianello Thomas e spostano Gavagnin. Sì, che sta facendo un grande secondo tempo, lo spostano al posto a gestire praticamente la fase difensiva, a prendere la posizione del back tradizionale. Sì, vediamo un po', o forse no. A metà tempo del secondo tempo, Forse no. Forse è più probabile che sia Chiodin a prendere il ruolo di back. Eccola, sì, è lì presente. Sì. Ok, grande movimento, grande intesa che c'è tra il 9 e il 7 dei ragazzi dell'impresa delle Gavagnin, tra Ardit e Gavagnin e Jeremy, grande intesa. Il 15 in 16 in pressione, Boschetto Giovanni, la impressione che fa sbagliare il passaggio. Attenzione, c'è il 5 in possesso di palla, Raccarno Alberto, lasciato inspiegabilmente solo in area. Sì. Questa poteva costare carissima questa. E adesso sono i battamenti di fronte in maniera paurosa. Sì, perché come hai detto prima gli spazi Guarda. Gli spazi sono ampi e viene praticamente la voglia di provare degli uno contro uno, che non sempre è la scelta più San Francesco ha sbagliato un appoggio semplice, potevano ripartire? Lo so. Perché avevano un uomo per terra i ragazzi del... Ricordiamo al gentile pubblico, questi ragazzi sono qui dalle 8:30 di questa mattina, quindi una bella long life. Una long life, esatto. E loro ancora pompano, guardate che fantastica questa finale. Grande finale, possiamo dirlo. Attenzione, perché come sapete il portiere può intercettare il pallone oltre la metà campo. Esatto, siccome non aveva toccato nessun avversario, quindi ovviamente anche questo l'attenzione sta facendo il suo percorso, perché non l'avevo mai visto sbagliare. Ora c'è la fretta perché manca poco. Attenzione, grande assist. Manca poco, non smettono di attaccare, non sono per niente rinunciatari. Ardit su Vianello Matteo, grande assist sul numero 3, e ancora sono impressi, guarda. Sono sempre ai 30 metri, nel tentativo di isolarlo, vedi come l'hanno isolato. Chiudono, ma è nera, e non ti arrabbiare perché è nera. Chiodini rischia grosso qui, l'arbitro si è messo una mano, anzi si è messo due dita alle orecchie per evitare di... Ok, qui siamo come piace a te, Marco, con power play. Con power play, con il portiere che se va gli affari suoi, come si dice. Ok. Qui dovranno essere attenti a non concedere nulla, perché Raccarno Alberto in manovra, se l'ultimo dove appoggia sul portiere, che in questo momento è il portiere in movimento, non vediamo il numero. Mancano 4 minuti, quindi Foggi la palla ma anche molto velocemente, ok, bravi, ok, molto velocemente. 4 minuti. Guarda, il fondo è libero, retrocede. Bisogna avere pazienza. 1-2 subito e aspetta, no? Giù in fondo sul calcio d'angolo l'uomo libero. Devono avere più pazienza assolutamente. Ok. Avevi lovato Matteo, era liberissimo. Guardalo ancora libero, guardalo. Invece a differenza dell'altro vertice Nero, che è sempre occupato, perché l'8 Chiodin Giacomo copre molto bene dal lato suo. E ci prova. Vediamo se vanno a pressarli o li aspetto. No, li aspetto, perché alcuni atteggiamenti prevedono un pressing molto alto per evitare di fare porte di movimento, invece in questo caso glielo concedono.
No, qua hanno sbagliato proprio l'impostazione della marcatura del 3 e il 9. Hanno lasciato molto spazio e gli è andata bene che non hanno trovato l'uomo subito al secondo palo. Eccolo qua. E cosa si è divorato? Perché è arrivato col piede destro, lì col mancino non aveva nessun problema a incassare, anche perché la palla aveva la giusta velocità. Sì. Lodo Matteo effettivamente vai con l'altro piede, se a portare basta appoggiarla, basta toccarla. Sembra facile ovviamente dagli spalti, però. Non fa senza Frunzoli il numero 8, Cicodin. E ancora loro fanno questo movimento, potrebbe essere un po' più veloce, vero Marco? Ma stanno cercando spazio. Eccolo qua. Come viene l'1-2? In realtà per la prima volta vedo l'impresa Gavagnin un po' sulle gambe. Questa palla era una palla non velocissima, ci sono fatti trovare i preparati, probabilmente la fatica. È rientrato, Marco è rientrato al 5, quindi era un falso allarme buon per loro. Sta raschiando la botte, come si suol dire, no? Sì. Partita di movimento subito. E adesso ci provano. Sì. Come avevo detto prima, lavorano molto bene, ma in questi ultimi minuti è calata proprio l'intensità fisica e sono rimaste più sulle gambe in questa rotazione. Sicuramente una buona rotazione, ma l'impresa Gavagnin è rimasta molto sulle gambe. E il Lodo Matteo, il numero 15, perché abbiamo Monoghi che è l'altro numero 6, numero 15, prima butta fuori a palla quasi dentro e adesso serve l'assist vincente. Sì, e siamo ai rigori. Anche qui siamo ai rigori. E questo regionale è veramente nel segno dell'equilibrio, Marco. Sì. Diciamo che, come avevamo anticipato nelle partite precedenti, questa squadra San Piero è una squadra che sa cambiare pelle, sa cambiare atteggiamento ed è stata premiata per questa idea del portiere in movimento ben strutturata. Il rammarico maggiore per l'impresa Gavagnin è che la partita era finita, però negli ultimi paio di minuti avevo visto una difficoltà atletica. Però comunque la tattica della San Piero 2 su 2 ha pagato. Certo. Sicuramente è una squadra che ha tenuta anche mentale. Sì. Perché non è facile da sotto, un minuto al termine, giocare per 4-5 minuti, credo 3 o 4, col portiere in movimento, entrambe le occasioni ha saputo tener botta, perché sbagliare col portiere in movimento è facile. E i tempi supplementari, perché è una finale? Ed è l'unico momento che c'erano supplementari, mentre in prima semifinali erano volati con i rigori. Vorrei sbilanciarmi, caro Antonio, credo che nell'economia praticamente della gara l'inerzia sia passata, sia andata in direzione del San Piero, ma non tanto solo per una crescita, un cambio di strategia del Real San Piero, ma perché forse c'ha meno benzina, anche questa è una ripartenza. Sì, perché il famoso secondo tempo che era pericoloso sulle gambe, perché i Blancos hanno giocato fino all'ultimo secondo. Ho questa sensazione che l'inerzia del match sia in quella direzione, però ok, quindi andiamo a leggere qui sul regolamento che ci è pervenuto, quindi sono 2 tempi da 5 minuti, ok?
il primo tempo da 5 minuti già è partito 1 minuto e 16 e sembra che negli ultimi 3-4 minuti sia un po' alle corde i ragazzi in tenuta bianca, però sai, le ultime risorse diciamo che il traguardo era veramente lì, e quindi il rammarico c'è e forse qualche energia, qualche tossina rimane in corpo, sai, questa è la mia percezione. Però vediamo. Certo, tossina diciamo anche un po' della delusione, però. Stanno giocando secondo me in maniera saggia, evitando di sperperare troppe energie, aspettando qualche buona occasione. Stanno cercando meno l'uno contro uno. Qui c'è una buonissima parata. Fortunatamente il tiro non era così vicino, è riuscito a protrarsi il tuffo. Attenzione anche questa palla, una palla un po' buttata al vento. Sì. Ancora non è abbastanza bene la palla, adesso siamo un po' sulle ali dell'entusiasmo. Il 5, è ancora il 5 che strappa la palla. Attenzione, peccato perché le forze manca Melsei, doveva ovviamente approfittarne, però ovviamente siamo al primo tempo supplementare, quindi andiamo manovra 3, Iannello Matteo, siamo col numero 6 che manovra la posizione Graffiluca. Ecco il numero 6 Graffiluca che si sposta in avanti, 9 retrocede per prendere il passaggio, ancora Iannello Thomas. Attenzione, grande, hanno cominciato a fare un po' di movimento. Preso sul viso, grande parata, nel senso che ci ha messo la faccia, come ci ha messo la faccia, sì. Il 9 è gran tiro di precisione, grandissima coordinazione, ci aveva già provato prima, però la palla era più bassa e quindi ha messo il piattone, ora viceversa ha messo coordinato proprio con il giro dell'anca, molto molto perfetta. Probabilmente l'ultima azione perché il tempo è scaduto. Questa volta scelgono la linea perimetrale. Sì, grande occhio, l'arbitro l'ha visto, ha fischiato subito, tocco di mano, fischia l'arbitro che ha chiesto distanza, come vedi Marco. Sulla battuta si reca il numero 3. Da regolamento non si azzerano i falli, quindi, confermo. Quindi siamo al quarto fallo, siamo già in bonus al prossimo fallo che dovesse verificarsi. Numero 3, Iannello, doppio Iannello, grande feeling. Siamo al quinto minuto o anche con un po' di recupero ovviamente. Secondo tempo per quanto riguarda il supplementare, dice subito cambio di campo. Come ha ben detto Marco, falli rimangono gli stessi, non si annulla. Altri 5 minuti del secondo tempo supplementare.
5 minuti, poi basta. Cambio di campo, ci sentiamo fra. Riprende il secondo tempo subito con una pregevole giocata dell'impresa Gavagnin che quasi trova impreparato all'estremo. Qui c'è un'occasione clamorosa con una bellissima parata dell'estremo. È mancata un po' di fiducia nello scarico perché è una chiara situazione da rete con due giocatori liberi di poter ricevere palla. Ancora una bella azione con chiusura di bisettrice perfetta e ancora un angolo per l'impresa Gavagnin. Ok ragazzi, perfetto, vabbè, il portiere parata plastica, il portiere ci sta. Ha fatto due interventi pregevolissimi qualche secondo fa. Attenzione, ok, è il numero 9 che tiene sempre la baracca in piedi. Grande. Wow. Adesso chiamano le cose che non esistono, Marco. Ora si vede poco, c'è molta nebbia. C'è molta nebbia in laguna e anche sulla terraferma. Attenzione, riparte Jeremy, attenzione, se la porta lunga, sì. Jeremy ci ha provato, ma non eravamo al primo tempo dei regolamentari, ma bensì al secondo dei supplementari, quindi l'energia e l'elasticità muscolare, Marco. Ma poi queste palle comunque sono difficili da gestire perché comunque c'è poco campo per contrattaccare. Vediamo un po'. Sì. Grande intervento, no? Sì. Sembra facile, Marco. No, assolutamente, non lo è per niente, anche perché la bravura è coordinare gli arti superiori e gli arti inferiori. Eccola, attenzione 9 riparte. Si continua a cambiare anche l'area San Piero per dare forze fresche ogni minuto. Mamma mia. Qui ha fatto una bellissima lettura. Attenzione che sono continui caposanti di fronte. È il panno dentro.
l'inerzia della gara, l'inerzia della gara era cambiata, no? Sì, sì, sì. Ha cominciato ad avere molti spazi, ha cominciato ad avere meno idee lucide, adesso le polemiche fioccano, ma La città viene un po' meno ovviamente in questo momento. Quanto manca alla fine? Recupererà, certamente sì. Si vede un po', adesso i danni sono un po' caldi, ma nulla di particolare. Si stanno chiarendo, ovviamente entrati anche a banca mista che dicono riportano la partita in tranquillità. I tranquilli battono 5. Si stanno chiarendo. L'arbitro ha fermato il tempo, Marco. Attenzione, siamo. L'arbitro ha beccato il tempo, non sappiamo se manca un minuto o 40 secondi. no, manca un minuto, si è giocato pochissimo nell'ultimo lasso di tempo. Con il Real San Piero che festeggia una vittoria che fino a qualche secondo dalla fine dei tempi regolamentari sembrava impossibile. Sì, sì, questo assolutamente sì. Questo è calcio a 5. Questo è il calcio a 5. Questo è calcio che non lascia mai nulla di scontato. La legge dell'ultimo secondo, uomini con 5 uomini in movimento sia nella semifinale sia nella finale raddrizzano una partita. Come ti raccontavo durante la preparazione della semifinale, il Real San Piero ha delle soluzioni, non è una squadra monocorde, è una squadra che ha delle filosofie di gioco e ha l'abilità di cambiare pelle, no? Cambiare atteggiamento nel corso del match, e qui la finale ci ha raccontato che è una costante, no? È una costante, sì, San Piero lo conosciamo, insomma, no? Un po' lo conosciamo, l'abbiamo visto. Però mi sento di fare un grosso applauso alla sorpresa, alla rivelazione di questo torneo, che è appunto l'impresa Cavagnin, che ha giocato con grande qualità, con grande intensità, e purtroppo raccoglie praticamente la coppa del vice campione, però veramente un applauso, di grande stima. Grande stima, perché sarà una finale ad altissimo livello, finita, ecco, c'è il battito di 5, i ragazzi sportivamente tutto a posto, insomma, con gli attimi furenti. Vogliamo tutti che sia così, perché purtroppo la frustrazione e il dispiacere sono normalissimi questi frangenti.
si torna alla normalità e alla Sì, consapevolezza certo. di aver disputato comunque un grande torneo, quindi ribadisco l'onore ai perdenti e complimenti sinceri ai vincitori. Certamente sì, perché è una grande finale. Adesso andiamo alle premiazioni, ci colleghiamo fra qualche minuto e trasmetteremo in diretta anche le premiazioni. Ragazzi, a tra poco.
Oh, ma il volume non lo dai? Ragazzi, Dobbiamo andare tutti noi là. Per ritirare la... c'è. No. Prova. Andiamo a preparare. Attendiamo un attimo. Troppo alto, un po' più basso, un po' così. Ok ragazzi, andiamo a premiare le squadre. Iniziamo con il calcio a 8 che hanno atteso, grazie che hanno atteso queste finali. Quarti e terzi hanno già ritirato il premio, quindi quarti e prove e tre che hanno già ritirato il premio, li ringraziamo e parti da... Iniziamo ovviamente il calcio a 8, ringraziamo i terzi classificati non al calcio moderno e quarti classificati ai Project X che hanno già ritirato i loro premi, arrivati rispettivamente terzi e quarti. Ok, iniziamo, terzo e quarto posto già premiato, iniziamo con i premi personali. Per personale miglior giocatore del calcio a 8, Ghiotto Giacomo. E miglior portiere Pietro Varese. Devi chiamare per piacere il miglior giocatore del calcetto di Oletto e Matteo che deve andare via. Adesso l'ultimo del calcio a 8 personale, miglior realizzatore Nieddu Luca. Nel calcio a 5. Adesso andiamo a premiare i singoli del calcio a 5. Miglior marcatore Gian Marchese Tony e Maria con 5 reti. Miglior marcatore Gian Marchese Tony e Maria con 5 gol e miglior giocatore Ardit Mattia Impresa Edile Gavagnin. Miglior portiere Tezza Francesco del Real San Piero. Passiamo ai premi di squadra. Iniziamo con il calcio a 8. Seconda classificata. Seconda classificata, calcio a 8, Nemesi. Vicino fischia, per quello se non tieni vicino fischia. Foto di rito alla seconda classificata. Attenzione. Calcio 8 regionale 2025, prima classificata in casacca rossa Asse Crotone Catanzaro.
Ascolta, quarta classificata esiste? Anche in Italia, ragazzi. Sono a pari di mezzo terza classificata. No, terza classificata ci sta. Quarta classificata. È chiaro. Da classificare? Dammi qua. Prendi il numero, prendi il numero. Quarta classifica del calcio 5. Chi è la quarta classifica del calcio 5? Non c'è un trascritto, chi di loro? Bach, devi dire chi è la quarta classifica del calcio 5? Allora, chi ha giocato a finale con voi? A te, vedi, No, la quarta classifica, ragazzi, non mi scrivete qua che cazzo non ce l'ha che fisico. Allora, la prima classificata è a Mantovano, è la quarta, è a Mantovano, la terza è voi. Perché? Per quale motivo? Ma ha detto per la lui lo fa. Difesa delle semifinali. Voi contatemi, io devo solo parlare. Sti cazzo devo. Questo è tuo. Sì, non mi fai un cazzo, so fare. Attenzione, prepararsi il calcio a 5, lo facciamo subito, calcio a 5, quarta classificata, Real Mantovano. Un applauso a questi ragazzi, foto di rito, terzi classificati. Aspetta, fai prima loro. Sei arrivato terzo, ti porto. Vabbè, meglio di Terzi classificati, grande applauso ai quarti classificati. Dillo forte buono. Dillo forte, Quanto lo vuoi Terzi, calcio a 5, terzi classificati, Non si sente. terzi classificati con un ululato da Treviso, Wolves C5. L'ululato da Treviso arriva fino al palazzetto di Tombolo. E adesso secondi classificati dalle acque in tenuta blanca. Camisetta blanca. Grande finale, impresa Edile Cavagnin dalla provincia di Venezia. E adesso tocca a loro. In tenuta Black Fantasia, i loro difensori in tenuta verde sono là pronti, scalpitano, un grido dagli spalti in tenuta verde, prima classificata Real San Piero.
medaglia. Ecco, parte la musica dei campioni, primi classificati, campioni regionali. Real San Piero, vedete in casacca nera fantasia, con i loro estremi difensori di colore verde, pronti al ritiro della coppa. Ritiro delle medaglie, e vanno direttamente al cartellone winners. Il capitano, il portiere verso il trofeo, foto di rito con il capitano, con il trofeo dei numeri 1, trofeo dei numeri 1, i ragazzi sono pronti, vicino al tabellone winners, arriva il capitano, a passi leggeri. Arriva il capitano a passi leggeri e insieme Real! Real San Piero, campione regionale 2025, calcio a 5. Chiudiamo qui le premiazioni, grazie a tutte le compagini di aver partecipato a questo regionale sia calcio a 5 che calcio a 8. Ringraziamo anche tutti gli enti, tutti i comitati veneti, Treviso, Vicenza, Venezia, Padova, di aver partecipato con le proprie formazioni a questo grande evento importante, come evento che anticipa il nazionale Misano 2025, 23, 24 e 25 maggio. Ragazzi, vi aspettiamo a Misano. Chiudiamo questa kermesse grazie anche al presidente regionale coordinatore di tutto questo evento, Michele Di Giambattista. Grazie a tutti, ci vediamo a Misano 2025. Questo diamo a Gianni direttamente. Il campo alle premiazioni. Alle premiazioni, ok.